Associazioni di cittadini e di categoria, bassanesi e territorio hanno già detto la loro sul futuro di San Lazzaro e il concetto, ormai ben ribadito, è più o meno questo: giù le mani dall'ultimo lembo di campagna. Ora anche i quartieri hanno fatto sentire la propria voce, prima tramite l'intercomitato dei presidenti e nei giorni scorsi anche per mezzo di una lettera al sindaco Elena Pavan. Una missiva decisamente chiara, firmata dai presidenti dei quartieri San Lazzaro, Pre, Santa Croce e Merlo, per chiedere all'amministrazione di mettere sul piatto della bilancia i problemi di viabilità, le prospettive sul consumo di suolo, le reazioni di chi ha scelto quelle zone per vivere in un certo contesto e che si ritroverebbe invece di fronte a una situazione molto diversa. E soprattutto i cittadini chiedono di essere ascoltati e c'è un passaggio della lettera spedita alla Pavan che dice: In un momento storico come quello attuale si auspica che l'amministrazione comunale, nella conferenza dei servizi che si appronta ad affrontare per decidere il destino di un intero quartiere, ponga a fondamento della propria decisione, oltre che le regole tecniche e giuridiche, il comune sentire e il benessere dei propri cittadini. Il comune sentire è stato più volte messo nero su bianco dai bassanesi, che hanno pure dato vita a una manifestazione giusto qualche giorno fa. E anche la consigliera comunale Lucia Fincato, già coordinatrice dell'intercomitato dei presidenti di quartiere sotto 3 diverse amministrazioni, ribadisce che la città deve essere ascoltata. Non è ancora stato definito niente e questa è un'altra delle voci da ascoltare assieme alle altre voci della città e alle altre associazioni. Vanno ascoltati i residenti, vanno ascoltate le associazioni, vanno ascoltate le categorie economiche. Bisogna cercare di fare il meglio per la città senza trascurare nessun aspetto sociale, ambientale, economico, viabilistico, tutto nell'insieme.